amici bellini cercano di distrarci con il mercato, ma noi siamo concentratissimi perché esiste solo il Parma, esiste solo la partita con il Parma, esiste... Mi dovete perdonare, questo sarà un video che avrà poco senso logico, ma per una volta utilizzo io voi come strumento perché non sto capendo niente. Cominciamo. Allora, nel dare il benvenuto a Mario De Innocentis e a tutti i nuovi iscritti che si sono affacciati sul canale e ringrazio anche tutti quelli che hanno avuto un pensiero per me, ieri vi ho detto insomma che era una giornata importante ed è andato tutto molto bene per cose mie personali, possiamo quindi tornare a lasciare i like beneauguranti e volevo dedicare questo video, voglio dedicare un pensiero a un amico bellino che si chiama Flavio, senza dirvi il perché e il per come. Tieni duro amico e godiamoci questo finale di percorso incredibile veramente. Pensate, a inizio stagione poter immaginare uno scenario del genere dove la famosa frase fatta, no? Sei padrone del tuo destino. Certo, lo sei, però come dice anche Juan Jesus, c'è pure l'avversario. Quindi sei padrone del tuo destino, se l'avversario non ci fosse, se tu dovessi fare una corsa a ostacoli, sei padrone del tuo destino, la fai bene. E invece ci sono gli avversari. Quindi dobbiamo tenere presente gli avversari. Mentre impazzano le notizie di calciomercato, ho il codino. Ho il codino. Impazzano, dicevo, le notizie di calciomercato perché a loro cosa cambia se poi non avviene niente? Ah, è sfumato all'ultimo momento, cioè noi possiamo anche concentrarci, crederci, non crederci, poi loro se avviene, c'era la trattativa ma non è avvenuto. Non ci dobbiamo disunire, non dobbiamo pensare alle cose che è difficile non seguire perché siamo bombardati. Mi ha fatto piacere una segnalazione di un amico bellino sulla intervista a Juan Jesus, che insomma sarà scarso, sarà tutto quello che volete voi, ma è uno di quelli che quando parla da giocatore esperto qual è, c'ha una leadership innata e c'è un passaggio che adesso ascoltiamo insieme dove parla un po' dei tifosi ed è importante perché sono giorni, sono ore in cui c'è il caos dei biglietti. Io avevo letto che insomma ce ne sono 3500 per il settore ospiti. Prima si era capito che solamente i residenti a Napoli potevano prendere quelli là, poi il Napoli ha specificato che tutti possono prendere quelli del settore ospiti, negli altri settori invece solo quelli che hanno la fidelity del Parma, insomma residenti là. E quindi ho pensato, io da New York se non posso prendere il settore ospiti solo per Napoli, l'altro settori non posso fare niente. Intanto si parla di biglietti polverizzati o che non si trovano, ma credo che la riflessione sia cercando di collegare tutto. Un video che non significa niente, state pronti perché salto di palo in frasca. Insomma, i tifosi che andranno in trasferta e che avranno la possibilità di viversela dal vivo probabilmente sono quelli che fanno un ulteriore sacrificio in più di viaggio, comunque di spesa, e spero che li possa portare ad essere il tifoso, quello là incessante, e anche il tifoso che non ha paura, perché adesso noi stiamo parlando i giocatori hanno paura, il braccino, ma forse anche il tifoso sta vivendo questi momenti con un po' di tensione. Ascoltando Juan Jesus, la cosa che ho da dire è di non avere ansia, perché purtroppo contro Genoa ero in tribuna, purtroppo ho avuto la sensazione che il pubblico aveva timore. Non devono avere timore, magari Spalletti ci ha sempre detto non avere paura di essere felici, perché comunque stiamo lì, dobbiamo solo andare a prendere, quindi di provare il massimo, di dare il 100% anche nello stadio, perché una squadra riesce a capire quando il pubblico c'è o non c'è, ma anche l'avversario. Se l'avversario sente magari un po' timoroso, parliamo del Genoa che è stata l'ultima partita, erano tutti ragazzi giovani, se sente Maradona che lì fisico, che sta sotto pressione, tutto quanto, non riescono più a giocare, è un fattore anche mentale. Di Ersici, va bene che adesso giochiamo fuori, poi c'è la partita in casa, di comunque incitare il più possibile e fischiare il più possibile quando c'è la squadra avversaria, perché questo è il pubblico deve fare questo, il tifoso serve a questo, per aiutare la squadra a magari anche nei momenti di difficoltà che siamo sotto pressione, di aiutarci a difendere in quel modo, quindi di essere positivi, che qualsiasi cosa succede nel bene o nel male
L'unica cosa che c'è da fare è tifare. Mica poco. Quello che dice Juan Jesus, siamo sempre abituati, tifoso, il 12° uomo in campo, quello che... sì, questo però significa, non è una frase fatta così, vuota, è una frase che tu devi dare una mano in questo senso. Io ho sempre avuto la percezione che il tifoso poi allo stadio si divide tra quelli che... Buon martedì a tutti, buon martedì. Cantano a prescindere perché il loro ruolo, quelli che stanno addirittura di spalle, che non se la vedono nemmeno, il loro ruolo è cantare, incitare, fare i loro cori, così. Poi c'è quello che si guarda la partita e mentre si guarda la partita si gira accanto, commenta una giocata, ha un'idea, la condivide. Poi ci sono i tifosi che sono lì per farsi i selfie, onestamente, i tifosi che io li chiamo i tifosi da nazionale, sapete, il tifo della nazionale, molte famiglie che però del risultato alla fine se ne interessano fino a un certo punto, è un momento di festa, è un momento così di svago, ecco, e poi se va o non va cambia poco nelle loro vite, ma in questo momento si lavora sui dettagli, veramente pochi centimetri possono decidere una stagione intera. Parliamo di episodi che possono cambiare. L'episodio che è successo, che dove Ranieri si è fatto afferrare per pazzo, poi i vari commenti, i vari confronti con quello che poi disse Marelli a Conte, e anche Ranieri ha dovuto rispolverare il che significa. Che significa? Ma che significa, Leggero? Significa? Ma che significa? Ma che significa? Ma che cosa significa? Immaginate se poi si decide tutto per una situazione simile a quella, un episodio grigio che uno vede in un modo, l'altro lo vede in un altro. Signori, veramente è incredibile, è qualcosa di incredibile, e sta salendo un'ansia dentro di me che si moltiplica, perché c'è l'ansia del tifoso, quella che condivido con voi, c'è anche un'ansia del creator, perché io dovrò registrare una reaction dove guardo solamente il Napoli, ma devo tenere presente che c'è un'altra partita che potrebbe cambiare la storia di tutto, solamente se la Lazio vince. Cioè, se la Lazio vince, allora il risultato del Napoli potrebbe essere anche quello definitivo. Facendo dei calcoli velocissimi è chiaro, se l'Inter perde e il Napoli vince, è finita, e senza avere stampato niente, perché vedo le bandiere in città, i stendardi, senza avere stampato niente, è tutta un'altra live, lo sappiamo, domenica notte. Viceversa, se l'Inter perdesse e il Napoli non vincesse, resta aperta il discorso dell'ultima giornata, con la possibilità di spareggio ancora tutta aperta, e nel caso dello spareggio stiamo sentendo che stanno organizzando probabilmente un anticipo dove per non far accavallare i vari impegni che poi coinvolgono anche la finale di Champions, probabilmente si dovrebbe anticipare l'ultima giornata per quanto riguarda l'Inter e il Napoli. Si parla di giovedì 22, quindi diciamo che noi non possiamo fare dei calcoli su questa situazione qua, dobbiamo semplicemente fare il nostro dovere contro il Parma, che sappiamo che è una squadra che è cambiata molto dal passaggio da Pecchia a Chivu, ma già il Parma del girone d'andata fu una partita fondamentale per noi, perché stavamo sotto e poi è successo l'impossibile nei secondi finali, proprio all'ultimo respiro. Io ero fuori casa, quella partita non la posso dimenticare mai, perché ascoltata in radio, poi ho visto gli ultimi secondi già nella venue dove avrei dovuto poi suonare. Insomma, è un macello assoluto. E per quanto riguarda Juan Jesus, posso anche darvi una mezza indiscrezione. Insomma, un altro amico belino mi ha scritto, c'è stata un'analisi anche del modo in cui sta recuperando dall'infortunio Juan Jesus. Noi sappiamo, ce l'ha detto anche Conte, che Juan Jesus si sente pronto e vorrebbe partecipare in campo, e vedete come cambiano le cose, Chissà adesso il tifoso, perché adesso Olivera è sul banco degli imputati. Se all'epoca dell'infortunio di Buongiorno nessuno avrebbe detto abbiamo Juan Jesus, stiamo tranquilli, tutti potevano ipotizzare mettiamo Olivera al centro, eccetera, eccetera. Adesso convince di meno, e forse il tifoso medio preferirebbe un recupero di Juan Jesus, e io credo che se siamo al 50%, Conte, per quello che ci ha dimostrato le volte che ha fatto giocare Anghissà, che non era
al meglio la volta che abbiamo visto nell'ultima, dove ha messo Lobotka, che ovviamente non era recuperato al 100%, ma comunque lo mette in campo, potrebbe Conte, facendo una scala di fiducia dove Conte si affida a quelli che gli danno più certezze, ecco, forse se Rafa Marini è l'ultimo, poi dopo viene Oliveira centrale, e potrebbe anche pensare di mettere dentro un Juan Jesus in fase di recupero, spostando Oliveira terzino, recuperando uno Spinazzola che magari può essere a quel punto un'arma da utilizzare in un 4-3-3 più classico, con Spinazzola nella zona di Neres, per capirci, avendo poi Neres da sfruttare come ulteriore arma nel secondo tempo, o puoi confermare comunque Raspadori, riassestando la difesa con Juan Jesus e Oliveira, o addirittura utilizzare Spinazzola titolare e tenere Oliveira in panchina. Ci sono parecchie possibilità, sappiamo che non avremo Lobotka di sicuro, toccherà a Gilmour, e io me la sono pure sognata la partita, che non significa niente, cioè tra i sogni che io, ieri era una giornata insomma, per motivi personali importantissimi, dove per una volta per qualche ora non ho pensato al Napoli, alla partita che verrà. Dopodiché, una volta risolte le cose mie, il cervello ha cominciato di nuovo logoi. Sta arrivando il Parma e poi l'Inter con la Lazio. Ma è possibile mai che la Lazio, perché se la Lazio vince non solo inguaia l'Inter, ma inguaia anche la Juve, che adesso ha prospettive di entrare poi in Champions. È proprio impensabile tutto questo, ma il calcio è fatto anche di queste storie incredibili, e io ho sognato, non ho sognato il risultato, questo poi lo vedremo con la simulazione, ho sognato semplicemente che finisce la partita al Tardini, ma quella dell'Inter è mezz'ora indietro. Cioè c'è stato un ritardo di mezz'ora. Di conseguenza, una volta finita la partita Parma-Napoli, uno si deve collegare per poter sentire il finale della partita, perché c'è ancora una mezz'ora, quindi la contemporaneità salta in qualche modo. Io, pensate la mia testa dove sta, che salta la contemporaneità che ci dovrebbe stare, e quindi sale la tensione, ti devi vedere due partite, qualcosa di non ce la faremo mai. Ecco perché questo video è più un modo mio per tirare fuori quello che c'ho dentro e condividerlo con voi, mentre ci fanno sapere tutte le cose di mercato. Ognuno poi dà per fatta una trattativa rispetto a un'altra, dopo aver parlato lungamente di De Bruyne, poi si è parlato specificamente di Sudakov, quindi due giocatori insomma di centrocampo. Fabrizio Romano invece ribatte pesante su Jonathan David, e pare che il Napoli insomma abbia messo sul piatto una delle offerte più interessanti per l'entourage di David, e quindi lo sapete che quando ne parla lui o Moretto, che poi alla fine sono la stessa cosa, sembrano notizie un pochino più vicine alla realtà dei fatti. Io poi sto anche riflettendo come mai escono così presto, troppo presto, e perché forse ci si muove un po' in anticipo, perché c'era una prima finestra di mercato che verrà aperta per la questione mondiale per club, quindi si apre una mini finestra di mercato prima di quella che poi sarà da luglio fino a settembre, e dobbiamo tenere presente che qualche colpo si potrà fare anche lì. Poi ci sarà da valutare quelli che sono i rientri dai prestiti, alcuni giocatori che non verranno riscattati dalle squadre e quindi ti rientrano e devi piazzarli o devi valutarli. Insomma, ce n'è. Sarà lunga e tosta. Ho ricevuto un messaggio e credo che sia un amico, ecco, è un amico Aquila. L'amico Aquila Giovanni Eagle, che si trova qui a New York. Devo andare a trovarlo assolutamente. Mi dice tanto siamo scarsi, e allora dobbiamo avere un po' di più di fiducia nei nostri ragazzi, che ci crediamo o no. Cerchiamo di spingere un po' di pensiero positivo. Lo sapete, io durante la stagione tendo a non mettere pressioni che devono vincere per forza. Vincere non è l'unica cosa che conta, lo sapete, ma adesso
mi sento anche di cercare di dare un po' di fiducia. Ce lo ha chiesto Juan Jesus, e invece di ragionare, di mormorare, di far partire dei cori blandi, questa famosa bolgia di cui si parla sempre, è bolgia oppure siamo veramente mosci anche noi sugli spalti e poi vogliamo che invece i giocatori vadano come i pazzi? Se sono i giocatori a dover aizzare la folla e non viceversa, c'è qualcosa che non va. Convinciamoci, costringiamoci anche quelli che potranno andare a vederla allo stadio di essere protagonisti effettivi della partita, mettendo veramente in difficoltà il nostro avversario e spingendo con la nostra voce i ragazzi, perché si va oltre quello che è l'immaginabile. Bene, ho finito il video inutile, quello che non c'è niente da... Forse il ritorno di Juan Jesus potrebbe essere una notizia anticipata, vedremo se sarà così, e se la partita di stasera insomma sarà bella e da raccontare per quello che sarà. Magari facciamo un video volante per commentare e per distrarci, anche per non avere la pressione, perché sono tutte finali, lo sapete che io sono abituato a tutte queste finali. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio, grazie per il vostro ascolto, per il vostro supporto, e a tutti i nuovi abbonati che sono venuti anche per aver bisogno, per quel bisogno di stemperare un po', per un po' di terapia di gruppo quotidiana anche sul gruppo Telegram. Ma bro Carmine, che sta succedendo?